Buongiorno, oggi è martedì 17 dicembre. Allora, io ieri sono stata in ospedale a prendere i risultati della spalla e ne è venuto fuori che in teoria circa meno quasi dovrei essere operata, però io aspetterei finché non è finita la stagione, ovviamente, e poi vedrò cosa decidere. Dunque adesso faccio colazione. Eccoci qua, sono qua con la mia colazione e in pratica l'infuso è ai frutti misti, è quello dell'Eurospin. E allora io sono qua, mi sono accesa una candela, fa atmosfera. È la candela alla vaniglia, i miei biscottini, e di qua invece Panna che mangia con le zampe sul cuscino perché sennò non vuole mangiare. Ecco, questa è la conclusione di tutto. Ho messo la tela sul divano, adesso è tutto stropicciato, non fateci caso. Comunque ho messo la tela e a Panna piace molto di più così il divano. E vabbè, è sempre da stare a sistemare, però quello è il brutto di avere una tela sopra, perché si stropiccia sempre, sì, viene sempre fuori dai bordi, però alla fine dà un aspetto un po' diverso. E Panna si rilassa qui al sole sullo sgabellino, vero Panna? Prima era tutta sdraiata, ecco, vero Panna? È bello stare al sole, sì, io mi rilasso, mi scaldo le ossa. Non la devi mangiare. Sì, tante coccole anche a chi ti guarda, hai ragione Panna, vero? Panna? Panna? Quante coccole? Sì, io vi faccio le coccole. Non mangiarmela! Che matta! Ok, adesso chiamo il Codivilla perché ho gli occhiali che stanno sempre storti, mi stanno dando un fastidio tremendo, perché devo prendere appuntamento per la visita ortopedica e quindi per sapere un po' di più, perché comunque il medico di base non ti dice granché, legge quello che c'è scritto sulla carta e per lui buono è quello, però è sempre meglio farsi vedere da un ortopedico perché lui vede i raggi, la risonanza, vede se c'è qualcosa che non quadra, cosa che il medico di base non guarda, e quindi non ha neanche competenze, ecco, in campo. Quindi niente, adesso chiamo Codivilla e prendo l'appuntamento. Eccomi qua. Allora, sono stata al Codivilla è mattina, ho chiamato il Codivilla e sono riuscita a prenotare la visita già questo mercoledì, quindi sono messa bene, insomma, diciamo, e ho accettato subito perché è meglio farla subito, così mi tolgo il pensiero. E volevo farvi vedere la mia maglia, che sarebbe questa qui. Questa è la maglia che ho comprato sempre dai cinesi, ma non ve l'ho fatta vedere in nessun video. E ha questo fiocco tutto bellissimo, vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio. Ecco, ha queste paillette, questa pietruzza di, credo, plastica anche qua, e è tutta fatta di paillette con questo fiocco bellissimo. E adesso vado via un attimo, vado in albergo a prendere paga, poi oddio, un messaggio. Niente, paga niente, mi è appena arrivato il messaggio, la cassaforte è rotta. Bene, allora io avevo bisogno della paga perché dovevo fare delle compere e non posso fare niente. Devo prendere la pappa alla gatta, dovevo andare a comprare altre cose, quindi avevo quel motivo per muovermi. Adesso vabbè, mi muoverò, andrò su a casa lo stesso da mia mamma a trovarla. Vi faccio vedere una cosuccia. Guardate che carino, questo è un catalogo di dove abbiamo comprato la camera e c'è questo mobiletto qua carino, questa vetrinetta. Ovviamente a noi servirebbe solo la parte sotto, la sopra no.
Poi c'è, guardate, l'angolo tavola da pranzo. Questo qua sì, l'abbiamo visto in esposizione, bello. Poi c'è la parete col divano piccolo. Queste sono le camere. Camera, anche questa qui è bellissima, vista anche dal vivo, con i cassettoni. E niente, noi siamo orientati verso questa vetrinetta, appunto, solo la parte sotto. Adesso vediamo che cosa riusciamo a combinare. Ok, Panna, io vado, sì, leccati i baffi. Panna, io me ne vado. Tu ti stavi lavando, scommetto, perché c'hai la zampina da lavaggio. La lavatrice sta andando. Adesso parte, Fa il giro. Eccola lì. Fregata. E allora io esco di casa. Ho messo sta fascia perché tanto io non ho voglia di pettinarmi mai, quindi mi metto le fasce. Quando era? Ecco, mi si è riaperto il taglio. Classico, ormai sono abituata ad avere sempre questi tagli aperti. Adesso vado alla macchina che ha ancora i vetri ghiacciati, tranne quello davanti. Allora, dunque, la metto in moto. Ok, folle. Attacchiamo il RISC, che tanto non scalda. Sono arrivata fino alla parte superiore, cioè le ultime villette della serie delle 400, qui al villaggio Corte. Sono qua sopra con il Pelmo alle mie spalle in questo momento. Ecco, adesso è alle mie spalle. Ve lo zoom, ve lo faccio vedere un po' meglio. Stavo aspettando il corriere, adesso è tardi, sono le 4:30 circa, però visto che non è ancora arrivato, forse arriverà domani, ero convinta arrivasse oggi, spero non giovedì perché giovedì sono impegnata a pomeriggio, e allora speriamo che non arrivi giovedì. E niente, adesso accendo l'albero che l'aspetto. Allora, illuminata dalla finestra, che c'è ancora un po' di luce di fuori, con l'albero di fianco, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!